Vabbè. Il tecnico ha perduto perché la tattica della Spagna è una tattica dispendiosa, però paga alla fine, perché è un tipo di gioco che martella gli avversari, che non puoi mai commettere errori, altrimenti loro ti puliscono. Guardiamo, ecco adesso parliamo adesso del rinnovamento della nazionale italiana, cioè di questi diciamo, giocatori che sono stati convocati da Menichelli, che come ci ha detto poco fa ai nostri microfoni, alcuni tra l'altro sono rimasti fuori stasera ma giocheranno domani. Parliamo in particolare di Portino, Cigno Fiorito, di Lima e di Melise, che giocheranno domani sicuramente ad aperta. Ricordiamo che ci sarà una seconda partita amichevole contro la Spagna e un secondo test importante a livello mondiale. Beh, io sarei stato molto curioso di vedere Portino, che ha avuto un inizio campionato bruciante, 19 reti in capocannoniere, sta segnando con l'Augusta in tutte le maniere. Poi Lima, che tu stimi molto, ma anche io, e credo che sia la rivelazione in questo inizio di campionato, sta portando l'Asti in una posizione di classifica insperata a inizio dell'anno. È un giocatore che è da tanto tempo che nell'orbita nazionale, pur essendo giovanissimo, ed è secondo me un fuori classe e farà la storia di questo sport. Sono entrate le due formazioni, grande entusiasmo qui al Pala Barbuto di Napoli, applausi scroscianti dei tifosi che stanno assepando le tribune di questo splendido impianto. Veramente bello il parquet. No, fantastico il parquet, questo pass nero che è stato sperimentato sia agli europei che nelle Final 8 di Coppa Italia. Televisivamente è molto bello. Ascoltiamo gli inni nazionali. Abbiamo ascoltato l'inno spagnolo, adesso l'inno di Monelli.